L'obiettivo della lezione di oggi è quello di determinare la densità dei componenti del calcestruzzo. Questo calcolo sarà fondamentale per effettuare poi un mix design molto accurato, o meglio, determinare in modo molto preciso le quantità dei componenti del calcestruzzo che vanno nella miscela per avere determinate proprietà. Sul discorso del mix design abbiamo realizzato un filmato apposito e quindi rimandiamo a quello per maggiori chiarimenti. La densità dei componenti del calcestruzzo si determina semplicemente facendo un rapporto numerico fra la massa e il volume, e nella massa e il volume. La massa si determineremo con la bilancia. Abbiamo una bilancia di precisione sufficiente per gli obiettivi che ci prefiggiamo oggi. Il volume lo determineremo per questi che sono solidi di forma irregolare per immersione in un cilindro precedentemente riempito con una certa quantità di acqua, e per i liquidi lo determineremo direttamente con i cilindri. Va precisato che per fare questa determinazione in modo molto accurato bisognerebbe ricorrere all'utilizzo per la misura del volume del pignometro, che è sempre uno strumento in vetreria molto accurato, che nella parte terminale ha un tubicino molto sottile, un capillare, dal quale escono delle goccioline d'acqua in modo tale da determinare con la massima accuratezza possibile il volume o l'aumento di volume che si ha per immersione. Per quanto riguarda il nostro obiettivo, che è quello di determinare con una buona precisione queste proprietà dei materiali, sono più che sufficienti i cilindri. Quindi noi adesso faremo la nostra operazione in queste fasi. Dapprima determineremo la massa del ghiaietto, della ghiaia, della sabbia, poi riempiremo il cilindro con una certa quantità di acqua, immergeremo il materiale precedentemente pesato nel cilindro, vedremo di quanto aumenta il volume e quello sarà appunto il volume del nostro materiale. Dopodiché faremo semplicemente il rapporto fra la massa determinata con la bilancia e il volume determinato col cilindro. Così faremo per il cemento. Useremo il cemento 42,5R che utilizzeremo quest'anno per fare i nostri cubetti, mentre per l'acqua del rubinetto, che sarà appunto l'acqua che utilizzeremo per fare gli impasti, e l'additivo per calcestruzzo, useremo un'altra tecnica, che è quella di determinare direttamente la massa pesando il cilindro prima senza il liquido al suo interno e poi con il liquido al suo interno. Quindi la differenza fra la massa del cilindro pieno di liquido e la massa del cilindro vuoto ci darà la massa del nostro liquido, il volume sarà quello misurato dal cilindro e quindi determineremo direttamente la densità. Quindi adesso ci spostiamo sul bancone e vedremo il procedimento pratico per la determinazione di questo importante parametro. Allora iniziamo con il ghiaietto 820. Adesso introduciamo il ghiaietto sopra la bilancia e ne determiniamo la massa. $430,9. Quindi scrivi 430,9 grammi. Adesso il cilindro è stato precedentemente riempito a 200 ml. Lo incliniamo per evitare che il materiale crei degli spizzi d'acqua. Introduciamo il materiale nel cilindro. Vedremo di quanti centimetri cubi si innalza il livello dell'acqua. Quello sarà il volume del materiale determinato per immersione. Ottimo. Ottimo qui. Se ne va lontano, metti quello. Adesso metterò sul supporto. $355. Perfetto, allora il volume è 355 meno 200 uguale 355 meno 200 uguale 155 cm3. Quindi la densità sarà 430,9 diviso 155 uguale 2,78 grammi fratto centimetro cubo. Quindi un centimetro cubo di quel materiale lì pesa 2,78 grammi. Qua vedete che ho messo un'equivalenza
dire 2,78 grammi fratto centimetri cubi equivale a dire 2,78 kg su decimetri cubi, un decimetro cubo è un litro, ma equivale anche a dire, parlando più in grande, 2,78 tonnellate per metro cubo. Bene? La densità è una proprietà intensiva, cioè non dipende dalla quantità di materiale ma dalla qualità del materiale. Quindi che io abbia pochissimo ghiaietto o un mucchio di ghiaietto, la densità del ghiaietto è sempre quella, perché dipende dalla natura del materiale, essendo una proprietà intensiva, e varrà sempre 2,78 grammi fratto centimetro cubo piuttosto che chili fratto decimetro cubo piuttosto che tonnellate fratto metro cubo. Adesso con lo stesso procedimento determineremo la densità della ghiaia 2032 e del sabbiazio 0,8. Allora procediamo adesso a pesare il cemento, vai, ne mettiamo una certa quantità. Sì, può bastare, quanto leggi? 104,8. Quindi la massa del cemento è 104,8 grammi. Adesso procediamo a introdurlo nel nostro cilindro. Allora, vediamo di recuperarlo tutto. Distribuiamo un po' lungo il nostro foglio. No, incliniamo un po' di meno, tienilo più verticale. Diamo il tempo di sedimentare a tutto il cemento e andiamo a leggere l'aumento di volume. Il cilindro era stato riempito fino a 150 ml e adesso leggiamo 186. 186. Quindi il volume è 186 meno 150 uguale a 36 centimetri cubi. Calcoliamo la densità facendo 104,8 che è la massa diviso 36 e il risultato è 2,91 grammi fratto centimetri cubi. Questa è la densità massa specifica del cemento 42,5R che utilizzeremo per fare il cubetto. Allora abbiamo prelevato l'acqua del rubinetto, che è l'acqua che useremo per i nostri impasti. Dapprima andremo a determinare la massa del cilindro vuoto, quindi determiniamo la massa del cilindro vuoto Che è 97,9. quindi scrivi 97,9 grammi. Adesso riempiremo il nostro cilindro con l'acqua fino a 50 ml, fino all'attacco di 50 ml. Ancora un pochino. Buono. Risulta 148,1 grammi. Quindi adesso ci spostiamo 148,1 grammi, 148,1 grammi, soltanto 0,1. Allora, spostati un attimo così vedono. Questa è la massa del cilindro pieno d'acqua, pieno fino a 50 ml di acqua. Questa qua è la massa del cilindro vuoto, facendo la differenza troveremo la massa di 50 ml di acqua. Quindi facciamo 148,1 diviso 97,9 fa 50,2 grammi, uguale 50,2 grammi. Il volume è ovviamente 50 ml, quindi scrivi qua 50 cm cubi. E come prima la densità sarà data da 50,2 grammi fratto 50. Il risultato è 1,004. Qua abbiamo dell'additivo superfluidificante che viene usato tantissimo oggi per fare gli impasti di calcestruzzo. Anche per questo componente del calcestruzzo andremo a determinare la densità con lo stesso procedimento effettuato con l'acqua. Qua useremo un cilindretto più piccolo, ma ovviamente avremo anche un volume inferiore perché è 10 ml.
procediamo a determinare la massa del cilindretto asciutto, che è 45,6 grammi. Adesso portiamo con il nostro additivo il cilindretto esattamente a 10 ml. Finisco più. Guanti che misura sono. Ovviamente stiamo usando i guanti perché questi additivi sono sostanze che possono in qualche modo essere pericolose per contatto, quindi possono dare allergie o problemi da contatto, dermatiti da contatto. Allora, sono 56,2. ok. 56,2 è la massa complessiva. Quindi adesso ci spostiamo, facciamo il calcolo, 56,2 meno 45,6 e otteniamo un valore di 10,6 grammi. Questa è la massa che corrisponde a 10 ml del nostro additivo, quindi il volume è 10 cm3 e la densità sarà data da 10,6 diviso 10. Qua anche senza calcolatrice siamo capaci di calcolarla e dà 1,06 grammi fratto centimetro cubo. Si vedono alla lavagna i risultati delle densità calcolate. Come si vede la densità per gli aggregati è abbastanza simile. Vedete che siamo attorno ai 2,7-2,8 grammi su centimetro cubo, che è la densità tipica delle rocce calcaree che costituivano prevalentemente il nostro materiale. Il cemento ha una densità leggermente superiore, vedete che si avvicina ai 3 grammi su centimetro cubo, mentre ovviamente per i liquidi siamo con densità attorno a 1 grammo fratto centimetro cubo. L'acqua dal rubinetto vedete che ha una densità leggermente superiore all'1 perché contenendo dei sali disciolti chiaramente supera il valore dell'1 e vedete che l'additivo supera leggermente il valore della densità dell'acqua. Quindi con questi parametri noi potremo fare tutti i nostri calcoli, i nostri studi del mix design, che ripeto troverete su un altro filmato, sempre realizzato quest'anno.